Cari telespettatori, ben ritornati in nostra compagnia anche quest'oggi. Il tema che affrontiamo è informativo e di grande interesse. Sapere un po' dietro le quinte cosa sta avvenendo al mondo dell'immigrazione, agli tanti stranieri che si trovano, tanti sono di più, sono di meno rispetto a un tempo, staremo a valutarlo insieme ai nostri ospiti, che si trovano comunque sul nostro territorio, cosa fanno, di quale economia vivono o sopravvivono, qual è l'indotto, insomma tante informazioni che sono estremamente importanti e utili per avere degli elementi di valutazione e di anche consapevolezza per quel che ci riguarda, perché tante volte ci sono dei luoghi comuni che vengono anche da un sentire di pancia, insomma, un'intolleranza diffusa dovuta a determinati elementi che sfuggono un po' così alla normalità e che creano delle perturbazioni sociali che abbiamo anche visto di frequente. Per entrare nel problema noi approfittiamo appunto dello studio che è stato condotto dalla Fondazione Leone Moressa, in modo particolare abbiamo due ricercatori, che è la dottoressa Chiara Tronchin, grazie di essere qui con noi, di essere ritornata, e il dottor Enrico Di Pasquale. Buongiorno. Che in qualche modo anticipano quello che è un rapporto che verrà presentato ufficialmente alla stampa a Milano, per cui noi non saremo presenti, a questo punto ne godiamo in qualche modo dei benefici. Il rapporto annuale sull'economia dell'immigrazione, la forza lavoro degli stranieri, esclusione o integrazione, questo un po' è un problema che tanti si pongono. Luogo comune, magari incomincio con lei dottore, dopo passiamo alla dottoressa, lo sappiamo, l'immigrato in questo momento non è visto come portatore di ricchezza, ma anzi come un problema sociale, un problema sociale sotto vari aspetti. In passato viceversa era visto diversamente, le aziende ne avevano veramente bisogno, nolenti o dolenti era indispensabile, ha rivestito anche dei ruoli strategici, nel senso tutti quelli che non volevano essere rivestiti dai nostri connazionali avevano bisogno di queste forze, queste energie anche giovani. Allo stato attuale chi sono gli immigrati, che ruolo hanno, qual è un po' la situazione che si è configurata nel territorio e quale territorio avete preso in considerazione? Sì, buongiorno a tutti. Intanto è evidente come in questo momento storico l'attenzione anche mediatica sia focalizzata sul tema dei rifugiati, degli sbarchi, ma obiettivo del nostro lavoro di ricerca è quello di dare una panoramica un po' più ampia al fenomeno e attraverso appunto l'analisi statistica valutare quale sia effettivamente il peso dell'immigrazione. L'immigrazione in Italia è ormai una componente strutturale dell'economia del nostro paese, possiamo vederlo dal cartello numero 2, con quasi 5 milioni di residenti regolari e oltre 2 milioni, quasi 2 milioni e mezzo di occupati, quindi una popolazione che lavora e che contribuisce attivamente alla nostra economia e alla tenuta del nostro paese anche e soprattutto in tempo di crisi. Allora, regioni prese in considerazione: Lombardia, Lazio, Emilia Romagna, Veneto e Piemonte sono queste dove c'è una presenza più significativa, immagino, no? Sì, chiaramente sono le regioni anche con la maggiore popolazione in assoluto, quindi in queste regioni si concentra anche il maggior numero di cittadini stranieri. È interessante notare come la popolazione straniera abbia raggiunto a livello nazionale l'8,1% del totale della popolazione e nelle regioni del nord superi facilmente il 10%. Addirittura in alcuni comuni si supera il 20%, addirittura il 30%, quindi una popolazione molto radicata nel nostro territorio. E in Veneto in particolare sono oltre 500.000 gli stranieri, quindi circa il 10% della popolazione totale residente in questa regione. Ecco, cos'altro possiamo aggiungere, quindi procedendo anche con le nostre slide? Sì, guardiamo dal cartello numero 3 i comuni, come dicevo, i comuni con la maggiore incidenza di popolazione straniera si concentrano nelle regioni del nord. Il primo, ed è un caso abbastanza significativo, è già studiato molte volte, è quello di Baranzate in provincia di Milano, dove un cittadino su 3 residente è straniero. 1 su 3 addirittura, Sì, per quale arriviamo ragione? al 30%, quindi c'è una forte concentrazione, sicuramente per ragioni economiche, quindi c'è una richiesta da parte delle imprese del territorio
di manodopera e la popolazione straniera riesce a soddisfare questa richiesta. Ma anche nel nostro Veneto, ed è il caso, lo possiamo vedere dal cartello numero 4, abbiamo molti comuni che raggiungono il 20%, quindi un cittadino su 5 è straniero. In alcuni casi si vive un'integrazione anche positiva e chiaramente questo è il risultato di vari fattori, tra cui le politiche, le politiche lavorative e le politiche di integrazione. Allora, questo per esempio qua vediamo anche altri comuni, un comune qui in provincia di Vicenza, Arzignano, Arzignano, Lonigo, San Bonifacio in provincia di Verona, ci sono quindi delle province con una maggiore incidenza, grosso territorio Vicenza per esempio e Padova, dovuto a che cosa? Cioè hanno occupazione per esempio nel territorio di Vicenza anziché di Padova, ci sono differenze tra i residenti, immagino abbiano la residenza in questi due territori, gli allocati in questi due territori? Sì, chiaramente con la crisi anche l'occupazione degli stranieri ha risentito. Ovviamente avendo chiuso molte imprese nel territorio, anche quelle con gli occupati stranieri hanno dovuto ridurre il personale. Però appunto in questi territori c'è comunque una richiesta di manodopera per cui la popolazione straniera risponde positivamente. E in alcuni studi abbiamo analizzato la composizione dei distretti industriali produttivi del territorio e abbiamo visto come anche le tradizionali concentrazioni di imprese di un territorio stanno cominciando ad accogliere lavoratori e imprenditori stranieri. È il caso più celebre del tessile di Prato, ma anche di molte altre realtà in cui appunto l'imprenditoria straniera e l'occupazione straniera riescono in qualche modo a tenere in piedi l'economia e la vita di un distretto produttivo anche in tempo di crisi. Possiamo aggiungere qualcosa, dottoressa? Ha ricordato un'ultima ricerca che abbiamo fatto per il Corriere della Sera, quella sui distretti produttivi. Noi abbiamo analizzato 43 distretti produttivi che andavano dal tessile al distretto del San Daniele, del prosciutto. Prato effettivamente il 78% degli imprenditori che ci sono a Prato in ambito tessile sono cinesi. Quindi ci sono proprio dei distretti che prendono la componente straniera, probabilmente legati alla tradizione. I cinesi sono molto portati verso il tessile e legati ad esserci da più tempo nel territorio, mentre altri distretti più legati alla tradizione, tipo il Prosecco di Treviso, la componente straniera, l'imprenditore nato all'estero non è presente, cioè è presente in minima parte. Quindi abbiamo dei comparti che rimangono made in Italy, mentre altri che si aprono totalmente all'imprenditoria straniera. Quindi diciamo che sono tematiche che bisogna tenerne conto quando si pensa allo straniero che arriva in Italia, che non è soltanto quello che arriva col barcone, ma sono anche gli imprenditori stranieri che ci sono ormai da anni, ormai inseriti nel nostro... Ecco, però ad esempio il caso di Prato eclatante, sappiamo che non è che sia del tutto nell'ambito della legalità, sappiamo che poi gli stranieri lì sono in maniera indefinibile e quando parliamo appunto di cinesi abbiamo sempre... Sì, i cinesi, esatto. Sì, c'è anche il reparto del lavoro nero che è innegabile soprattutto per etnie come quelle dei cinesi, però i dati che riporto sono dati ufficiali, quindi sono imprenditori inseriti nel tessuto che rispettano tutte le leggi. Certo. Sì, prego. No, prego. Dica, le ho dato la parola. Sì, un'altra peculiarità del caso italiano l'abbiamo analizzata osservando la differenza con gli altri paesi europei, lo vediamo dal cartello 7, per quanto riguarda il saldo migratorio, cioè la differenza tra gli arrivi di stranieri e le partenze verso altri paesi. L'Italia continua ad essere in positivo, quindi è un paese che continua ad attrarre immigrazione. La particolarità rispetto ad altri paesi europei è che generalmente i paesi che attraggono cittadini stranieri sono quelli che presentano valori positivi per quanto riguarda l'occupazione, quindi tassi di occupazione positivi, alti e tassi di disoccupazione piuttosto bassi. L'Italia, pur presentando
livelli occupazionali direi negativi rispetto agli altri paesi europei, continua ad attrarre immigrazione, e questo è un caso particolare. Sono state poste delle domande perché vedono l'oblio nell'Italia anziché no? Ma questo l'abbiamo osservato analizzando la composizione dei permessi di soggiorno, e abbiamo osservato che in Italia, mentre 20 anni fa arrivavano prevalentemente cittadini ottenendo permesso di soggiorno per lavoro, oggi arrivano prevalentemente cittadini con permesso di soggiorno per motivi familiari. Quindi potremmo dire che siamo in una seconda fase dell'immigrazione in cui stanno arrivando le famiglie dei lavoratori che sono giunti in Italia, direi 20 anni fa, e nella composizione appunto dei permessi di soggiorno si osserva una predominanza negli ultimi anni di permessi per motivi familiari. Quindi, Però certo che se il componente della famiglia comunque non ha lavoro, o il lavoro è aleatorio, come lo è un po' per tutti quanti gli italiani, abbiamo visto anche le ricerche condotte dalla Fondazione Nord-Est, no? Che non c'è nessuna certezza, è anche difficile che uno porti sia trattore della propria famiglia nella disgrazia, no? Cioè un po' sarebbe assurdo. sì, da un lato c'è questo problema, dall'altro lato c'è la tendenza delle famiglie immigrate a stabilirsi in Italia, quindi a non sentirsi più un ospite temporaneo del nostro paese, ma sentirsi abitante e cittadino anche del nostro paese. Questo è testimoniato anche, ad esempio, dall'aumento molto forte negli ultimi anni delle naturalizzazioni, cioè cittadini stranieri che dopo un periodo di residenza in Italia ottengono la cittadinanza italiana. Ecco, ti aggiunge qualcosa anche lei da questo proposito? No, vabbè, possiamo anche aggiungere che comunque stanno aumentando anche il numero di stranieri che vanno via dall'Italia, come sta aumentando il numero di italiani, quindi da una parte c'è sicuramente la famiglia che si ricongiunge, dall'altra quelli che non trovano lavoro vanno anche via dall'Italia, quindi è un po' questa la situazione attuale. Che è una situazione dal punto di vista poi anche, andremo ad analizzare l'aspetto fiscale, previdenziale, eccetera, Certo. non tanto positiva, perché finché ci sono giovani che lavorano portano anche un contributo a livello previdenziale o di tassazione per chi sta per il paese Italia. Se invece magari c'è un ricongiungimento familiare di bambini, moglie e quant'altro, non è che portino un apporto al paese, no, dal punto di vista economico. Questo bisogna vederlo, diciamo, a livello futuro. Attualmente la componente straniera è prevalentemente giovane e soprattutto molto attiva, nel senso che gli stranieri, nel 56% dei casi, gli stranieri lavorano, quantomeno sono forza lavoro, mentre gli italiani sono solo intorno al 40-45%. Quindi sono ancora in giovane età. Sono ancora in giovane età, quindi in realtà per il momento i benefici sono maggiori dei costi, anche dei costi scolastici o sanitari. Allora, proseguendo un attimo nell'analisi e quindi vedendo invece quale altro elemento avete preso in considerazione, così tanto passiamo anche le nostre slide per fare un po' un quadro generale, poi entreremo anche nel merito a raccontare insomma la ricerca. Sì, io proporrei il cartello numero 18, proprio collegandomi a quello che diceva la collega, diciamo, sullo stereotipo secondo cui l'immigrazione sia un costo per il nostro paese. In realtà, appunto, proprio data la struttura demografica della popolazione straniera, essendo prevalentemente giovane, ha meno costi sul sistema nazionale rispetto alla popolazione italiana. Basti pensare alla spesa pensionistica e alla spesa sanitaria. In un nostro studio abbiamo analizzato le entrate pubbliche derivanti appunto dall'immigrazione, quindi contributi previdenziali, gettito IRPEF, imposte sia sui consumi che sui carburanti e varie tasse come ad esempio i costi per il permesso di soggiorno. Confrontandoli con la spesa pubblica stimata per la popolazione straniera, emerge che c'è un saldo attivo per il nostro paese di circa 1,5 miliardi di euro. Quindi sono più i benefici dal punto di vista finanziario rispetto ai costi.
che il nostro Paese sostiene per l'immigrazione. Ecco, poi bisogna vedere però se questo si controbilancia, ve lo chiedo, con i costi di sostegno dei profughi che stanno arrivando, profughi o immigrati che dir si voglia, perché poi non tutti sono profughi, non tutti sono siriani tra l'altro, cioè, anzi una percentuale molto bassa, e nei costi secondo me va valutato anche tutta l'attività che viene svolta dall'operazione Mare Nostrum di salvataggio, perché questi rientrano in bilancio costi, per cui non so se alla fine costi-benefici. Sì, l'abbiamo considerata anche questa spesa, questo il dato si riferisce al 2011, cioè alle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili. Esatto, non era così. Comunque era l'anno in cui c'era la famosa emergenza Nord Africa, quindi era già un picco molto alto, non c'era Mare Nostrum, ma comunque c'era una spesa per l'accoglienza piuttosto alta. E comunque direi che è un costo molto marginale, cioè non si aggira in qualche milione di euro, adesso non sono in grado di dirlo con precisione, però sicuramente nel complesso della spesa le voci più grosse sono quelle per sanità e per previdenza sociale. Il costo per l'accoglienza, anche se fa molto rumore e molto scalpore, non è sicuramente tra le prime voci di costo. Ecco, queste persone che comunque poi si integrano, eccetera, che tipo di appartenenza hanno? Da dove vengono? Che religione, di che religione sono? Sostanzialmente da dove provengono? Si riesce ad estrapolare come dati? C'è una tendenza prevalente da alcuni paesi anziché da altri? Perché ad esempio si è visto che ci sono delle tendenze da alcune popolazioni a scegliere magari la Francia o la Germania, a prediligere altre realtà rispetto a chi vuole soffermarsi nei nostri paesi, per il nostro paese, le nostre regioni sostanzialmente. La ricerca è riuscita ad abbracciare anche questo? E per quel che riguarda gli sbarchi, ovviamente sono principalmente i paesi che sono coinvolti dalla guerra. Non abbiamo dati recenti per il 2014 e abbiamo confrontato, se non mi sbaglio c'è un cartello, i dati sulle richieste di asilo con gli altri paesi europei, però anche questi sono dati al 31/12/2013, quindi non riguardano proprio l'immediato momento che è il 2014, e i dati del 2014 sono molto più elevati rispetto al 2013. Esatto. Comunque almeno per dare una carrellata vediamo il cartello numero 19, l'ultimo, in cui vediamo che l'Italia, diversamente da quello che si potrebbe pensare, non è il primo paese come richiesta d'asilo. Prima c'è la Germania come numero di richiedenti asilo. E che vengono da dove? Si riesce a capire? Non emerge. Diciamo che non emerge. E è vero che però in Italia c'è un forte aumento delle richieste d'asilo nel 2013 e suppongo anche nel 2014, perché tanto per dare un'idea, attualmente l'emergenza sbarchi ha riportato un dato record di 118.000, l'ultimo dato che abbiamo disponibile, che penso sia a metà settembre. E che equivale alla somma dei 3 ultimi anni, quindi dal 2011 al 2013. Eccola qua, stiamo vedendo allora. Sì, quindi obiettivamente i numeri che ci aspettiamo per il 2014 saranno sicuramente maggiori. Però quello che volevo far emergere è che comunque non è un problema solo dell'Italia, è un problema dell'Europa, sia a livello di gestione di profughi, sia perché anche gli altri paesi europei hanno un problema. Certo, l'Italia ha una situazione geografica che fa sì che il problema sia più evidente, ma comunque molti profughi poi tendono ad andare in Germania, in Francia, in altri paesi europei, perché comunque il problema della crisi economica italiana è abbastanza evidente. Infatti quello che appunto diceva il mio collega era come l'Italia continua ad avere un saldo migratorio positivo, malgrado il tasso di occupazione degli stranieri ha perso 9 punti percentuali dall'inizio della crisi. Infatti è quella un po' la riflessione che tanti si pongono. Mentre in Germania, che è tra l'altro la seconda a livello di saldo migratorio a livello europeo, mentre la Germania, che è la prima, di contro però anche gli stranieri hanno un aumento del tasso di occupazione, quindi trovano lavoro e diminuisce la disoccupazione sia per gli stranieri che per gli autoctoni. Quindi sì, quello che abbiamo visto appunto che le ultime, al di là appunto degli sbarchi che sono numeri elevati, però tenendo conto che sono quasi 5 milioni di stranieri in Italia, si tratta di 118.000, quindi
percentuale viene un po' ridimensionata e che quindi più che altro è appunto la difficoltà della gestione nel momento che arrivano tutte queste persone da dover gestire, però la problematica straniera, quello che abbiamo visto, che continuano probabilmente a essere il saldo positivo per i ricongiungimenti familiari, perché non per l'arrivo di lavoratori, insomma. Assolutamente. Continuiamo su questi discorsi, andiamo subito in pubblicità, poi torniamo insieme tra poco.